Dopo il debutto giovedì scorso a Palma di Montechiaro, ieri sera teatro della sfilata di Dolce & Gabbana è stato il Tempio della Concordia ad Agrigento. Questa sera, sabato, la 3 giorni della Kermesse di alta moda si concluderà a Sciacca, nel centro storico. Nella Valle dei Templi, tra Villa Aurea, adibita a sede operativa dello staff, e il Tempio della Concordia, è stata allestita la platea con gli ospiti invitati direttamente da Dolce & Gabbana. Dopo la sfilata è seguita una cena, così come già avvenuto in occasione dei Google Camp. E adesso, a seguito della sfilata di Dolce & Gabbana nella Valle dei Templi, ascoltiamo il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto, tra gli ospiti dell'evento. Sarà un grande veicolo di promozione per il territorio, perché le immagini opportunamente montate da una regia sapientissima, una regia molto conosciuta, saranno veicolate nel mondo. Ed è per noi, credo, un grande veicolo di promozione territoriale, cui frutti si vedranno dal prossimo anno. È un'operazione che è partita 2 anni fa, è partita con una suggestione che abbiamo voluto offrire dapprima a Domenico Dolce e poi insieme anche a Stefano Gabbana, e poi entrambi hanno sposato il progetto, ci hanno creduto, ci hanno lavorato con il loro staff per 2 anni, sia alla parte delle creazioni, sia dei gioielli sia anche dell'abbigliamento, e poi l'operazione di messa in campo di questo grande imponente macchina che si è vista intanto in questi 2 giorni, che si vedrà stasera a Sciacca e che chiuderà poi questo bel passaggio in questo nostro territorio. È un'operazione che è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale, ma la suggestione per la prima volta mi fu offerta in casa da mia moglie, che vedendo loro in altre parti d'Italia, sul lago di Como e in altre parti, pensò: ma come una struttura di questo tipo non arrivi in un posto come quello nostro alla vigilia del 2020, quando compiamo 2600 anni dalla fondazione. E ieri abbiamo visto nelle loro creazioni, con i copricapo, con il Tempio di Dioscuri, con le dee della grecità, una perfetta simbiosi tra il Tempio, la storia di Akragas e l'alta moda di D&G.